طبعا في الوقت. È un grande shock a noi e ancora non riusciamo a credere in quello che è accaduto con questa crudeltà che l'hanno fatto. Questo non è solo contro chi ha perso la vita, questi atti barbarici ci prendono in mira come musulmani, non solo le vittime che sono cadute, ma anche tutti i musulmani presenti in Europa, sul territorio europeo. Sconvolta la comunità islamica veneziana per la strage avvenuta a Parigi, in cui hanno barbaramente perso la vita 12 persone, prende le distanze nel modo più assoluto, accogliendo l'appello del governatore Zaia, che ha chiesto una condanna dura dell'estremismo da parte dell'Islam moderato. Noi, ma da tanto tempo, sempre abbiamo condannato tutti gli atti terroristici di qualsiasi colore, di qualsiasi genere, in qualsiasi area, in Europa e nel mondo intero. Noi prendiamo senz'altro la distanza da questi atti, e questi atti non sono pensati dall'Islam o dai musulmani, sono pensati, come avevo accennato prima, da menti diaboliche che sono nelle altre aree nel mondo, nell'area dell'Iraq, della Siria, perché per togliere l'attenzione da quello che fanno lì, portarla in Europa e pensare dove sono finite le rivoluzioni di chi chiede la libertà. Adesso tutti parlano di ISIS, di Qaeda e di questi terroristi, e non si parla più della rivoluzione della gente che chiede la libertà. Quindi queste cose vanno combattute all'origine, proprio da tagliare la testa del serpente lì, non qui. Ancora più solida la posizione della comunità islamica veneziana per quanto riguarda l'ISIS e la sua bandiera, che in molti hanno detto andrebbe bruciata. Il problema, dice, non è la bandiera di Daesh. Il problema va combattuto non bruciando la bandiera, ma quante bandiere sono bruciate nel mondo e che cosa hanno risolto? Ma va combattuto il loro pensiero e chi li manovra da lontano vanno combattuti. Io non la prenderei neanche in mano, perché se la prendo in mano vuol dire che lo riconosco come Stato. Questo non è uno Stato, questa è una banda armata a tutti i livelli, a tutti gli effetti. Non la brucio, non la guardo neanche, ma va combattuta severamente e seriamente, stando uno vicino all'altro insieme, senza cadere nei loro giochi. Queste cose sono alta sicurezza, e la sicurezza del paese è al di sopra di ogni gioco e scherzo.